Nuove disposizioni per chi arriverà in Sicilia durante le festività natalizie. Le prevede l'ordinanza firmata dal presidente della regione Nello Musumeci, dopo un confronto con il comitato tecnico scientifico e medici di base e il presidente dell'ANCI Sicilia. Chiunque arrivi nell'isola dovrà registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it ed essere in possesso dell'esito negativo del tampone molecolare rinofaringeo effettuato nelle ultime 48 ore. Sono esclusi i pendolari e coloro che si siano allontanati dall'isola nei giorni immediatamente antecedenti per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a 4 giorni. Qualora la persona che fa rientro non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare, ha diverse opzioni. Può recarsi in un drive-in appositamente dedicato per sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo si seguono le procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare e presa in carico da parte del sistema sanitario regionale. Se negativo, potrà recarsi al domicilio con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico dopo 5 giorni. In alternativa si può andare in un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare a proprie spese, con l'obbligo per la struttura stessa di darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP. Chi non segue nessuna delle precedenti procedure, come ultima ipotesi, ha l'obbligo di porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni nel proprio domicilio, dandone comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, ovvero all'ASP di pertinenza. Previsti poi ulteriori misure limitative e finalizzate alla verifica del rispetto delle misure contenitive del contagio da Covid-19. Durante l'orario di apertura degli esercizi pubblici, i titolari degli esercizi sono tenuti a comunicare all'ASP il numero massimo di clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all'esterno del locale. I centri commerciali, plurinegozio, dovranno munirsi di strumenti contapersone agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti. I titolari di ristoranti e pizzerie hanno anche l'obbligo di conservare l'elenco dei clienti serviti ai tavoli per un periodo di almeno 2 settimane. I sindaci potranno consentire agli esercizi pubblici l'orario continuato e adottare altresì misure limitative di accesso alle aree comunali. L'ordinanza del presidente Musumeci prevede anche il coinvolgimento dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, che supporteranno le ASP per tutta la durata del periodo emergenziale nella gestione dei pazienti Covid-19 positivi o sospetti tali, effettuando i tamponi antigenici rapidi o di altro test.